Incidente sul lavoro a Caselle di Santa Maria di Sala, a 2 passi dal centro commerciale Prisma e dal Mega. Poco dopo le 13, un operaio di circa 50 anni, originario dell'Est Europa, residente da tempo nel veneziano, è caduto al suolo precipitando da un'impalcatura posizionata a una decina di metri d'altezza. È stato soccorso e trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto, nel frattempo, sono giunti anche i carabinieri e gli ispettori dello Spisal dell'ULSS-3 per verificare la dinamica. Dalle prime informazioni sembra che al momento della caduta l'operaio stesse svolgendo delle operazioni sul tetto di uno stabile. Ogni giorno verifichiamo un bollettino e nel complesso la situazione è intollerabile, il commento della CISL di Venezia. Troppe morti e altrettanti infortuni gravi sul lavoro. Bisogna unire le forze contro una piaga che non può essere sempre fatale. Serve un patto sulla salute e sicurezza che rilanci le ispezioni sui cantieri, la prevenzione e la formazione attraverso una strategia dalle forze sociali.